attenzione andiamo sotto acqua. Guarda, un'accoglienza bruttissima. Sì. Ma non direi. Il pubblico è contro di lei. Ma pubblico caloroso che vuole essere conquistato. Certo. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa? No. Chi ha fischiato? Ti ha fischiato quando domani diverrò sindaco di Carbonia, si riterrà disoccupato. E adesso esponente dell'agricoltura regionale, l'onorevole Arriga. Sto provando un nuovo passo. E stava Su passo corre poi. Massimiliano. Ma cosa c'ha lei in testa? Un nido? Se guarda bene c'è anche l'uccello. L'hanno fischiato. L'hanno stato a conto con dei fischi. Non bisogna fischiare le istituzioni. Le istituzioni non vanno fischiate. Cristiano Gallone. No! Dai, per favore. Allora, ci fosse un cretino, ma siamo in 4, quindi che sta bene. Adesso abbiamo l'esponente, il portavoce della regione Sardegna, l'onorevole Valerio Struzzemer. Potete qualcosa. Con gli occhiali la vedo meglio. È scemo, lui è il fratello. No, il fratello lo conosco e mi vedo. No, è scemo. È scemo. Si accomodi, Struzzemer. Ma che look è? Che look è? Scusa. No. Allora, per sedersi bisogna appoggiare il culletto. Lo sa. No. Attento. Solleva la segna. Ma sei indemoniato. Hai la mano la pagava. Aia! Il piede di prima! Ma che cavolo! Hai lo stesso piede. Solleva. Si spacca ecco qua. Porti dietro. Porta dietro. A posto? A posto? Toma! Grazie. Allora, onorevole Splendido. Ma le mosse sul dirigente. Allora, la fine. Presenti quando non si siede le mette il video. Che fa questo? Che busca? Che busca? Là! Cassata! Buon musca guardino! Là! Là! Occhio al callo. Abbiamo il piacere di avere con noi il cappellano. Mi è uscita la cosa. Cosa è successo? No, mi era uscita la cosa dalla. Cosa c'è? Chi? Aspetta, Franz. Chi? 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 Chi pulisce più di Chanticleer? Che cosa? Ha fatto l'uovo. Allora, qual è il programma per Carbonia? Ciao! Stavo salutando l'Auser. Può salutare dall'altra parte. Vabbè, mi verrei da quella parte. Attento al callo. Allora, quando lei sarà Quando diverrò. si accomodi. Abbiamo il cappellano della parlare, poi si accomodi. regione Sardegna. Cappellano.
Ciao cappellano! Ciao! Procede tu saluto tu, con frase si dialogo. Non prezzo! Padre, dai, basta un po'. Non prezzo, venga! Allora, sì, ma questo è suo! Sì, non riesco a prenderlo! Allora, prego padre, lettura. La minaccia è sempre alle porte. La P! Lapislazzuli del senso! Dai, state in pullman, si metta a fianco, dai. Guardate qua. Capodanno, auguri. Cosa mi dai? Allora, questa la mettiamo nel conto della compagnia. Non dare le spalle. Prego. Posso guidare? Sì. Prego, padre. In quel tempo di giorno. No. Questo allora. Scusi, è un incontro di un resto. Allora, sta per entrare al Kogan. No! Dov'è finita mia sorella? Dov'è finita mia cognata? È andata a prendere l'Andrea! Prego, padre. Come va? A casa? Tutti bene. Mi prende in braccio? Io La ripeta un po'. È andato a prendere la tre. Se lei domani diventasse sindaco No, di domani Campo... non che devo fare cosa? Dopodomani c'è un battesimo. Giovedì, quando diverrò sindaco di Carbonia, in quel tempo i discepoli erano 12. Siccome erano da molto che non si incontravano, Simone mandò a tutti un messaggio via Facebook. Cosa ne dite di organizzare una bella cena per incontrarsi? Il primo che rispose fu Giacomo di Zabeleo. Il primo che rispose fu Giacomo di Zabeleo, che scrisse: visto l'altra volta che non è andata benissimo, non sarebbe meglio una pizzata? Ma c'è un pubblicano che via da Zurigo disse: va bene la pizzata, ma paghiamo alla romana. Tommaso, più scettico, scrisse: se non mi vedo non ci credo. Poi fu la volta di Pietro: prima che il gallo canti 3 volte io sarò in pizzeria. Al che Simone disse: apri un premio, poveri là che non vede. Per l'ultima Giuda Iscariota: sono molto impegnato, ma se mi pagate vengo. Quante voi? Scrisse Simone. 30 denari, rispose Giuda. Vai in Piccadilly, rispose. In verità vi dico, quella pizzata non venne mai fatta. I 12 si incontrarono solo un'altra volta quando fecero i giudici nella trasmissione di Amici di Maria. E parlano di Don Gigi. Quando? Domani. È senza mutare. Dai! Ciao Fetti! Diventerà sindaco di Diventerò Camponia. sindaco di Camponia. Dai. Telefono. Cos'è? Aguantami Sant'Anna! Aguantami Sant'Anna che non c'è campo! Dai. Pronto? No! Non dirmelo! No! Non dirmelo! No! Non me lo dirmelo! Se arrivi! Chi era? Non me l'ha detto! Quando lei domani sarà sindaco di Carbonia. Quando domani al Car del Sole diverrò sindaco di Carbonia. Cosa farà? Sarà un sindaco moderno, Bravo. un sindaco della globalizzazione, Bravo. perché oggi un sindaco
sarò un sindaco dei paesi anche limitrofi. E quindi? Quindi stasera vi annuncio con sommo orgoglio che domani Iglesias sarà rasa al suolo! Io avevo detto che schiattava. È morto così. Il video Massimo! Vieni! È morto così. Vieni. Alessio, vieni! Vuole respirare, non è... Come va? Erano stasera con noi Marco Carboni, Stefano Verrai, Alessandro Puli, Massimiliano Verrai, Massimiliano Benda, la Hauser Calmeria che oggi festeggia il suo ventennale. Il maestro Francesco Piani, siamo sul bordo del Cola! Grazie, E rappresenta l'associazione! grazie ancora. Allora, tu devo ringraziare. Allora, io ringrazierei in particolare l'Hauser di Carbonia, Andrea Piras, Rosa Orecchioni e tutti i volontari soci dell'Hauser per il lavoro che hanno fatto e perché Galanni? No, chiamati lui. Ah no, cosa gli faccio? Scegli? Stavo dicendo, Sì. mi distraggono questi ragazzi. Certo. Stavo dicendo, No, ancora non è andato nell'educazione. sto parlando. Io ho tenuto la su computer a guardare Avete Teste fatto Colombo. 30, dai. Bravo, ci fosse... non è Bene una- Rodriguez. Non è una cosa chiara. Con la farfalla? No, non c'ho la farfalla, ma Potrebbe nascere la potrebbe farfalla. nascere. Certo. Comunque, Sì. allora, grazie ancora tanti auguri all'Hauser di Carbonia che compie 20 anni. Certo. Io vorrei ringraziare Sì. anche a nome di tutti i ragazzi della Pola che come vedete oggi sono appisedati, Sì. la frigitoria Eris Friends che oggi ci ha fornito la cena. Abbiamo un con rutto pazienza. di fritto. Rutto di fritto, esatto. Io penso anche a qualche tentacolo di Lo so, calamaro in mezzo ai denti, vero? Qualcosina c'è. Esatto, come dice una volontaria, il pesce in mezzo ai denti, macello, totale. certo. Benissimo, ragazzi, grazie ancora da parte mia e buonanotte. Io